Ennesimo femminicidio in Veneto, una 77enne di Verona strangolata da un 72enne sposato con il quale aveva una relazione. La donna voleva una storia alla luce del sole, l'uomo ha inscenato un gesto estremo della donna ma è stato incastrato dal DNA. Professionista vicentino, ha una relazione con una giovane barista ma quando la storia finisce lei lo ricatta, gli estorce denaro minacciando di raccontare tutto, è stata arrestata dalla polizia. Oggi pomeriggio a Marghera la storica assemblea che ha sancito la fusione di Confindustria Padova e Treviso si chiamerà Veneto Centro con un peso di 170.000 imprese. L'appello del sindaco di Cona dopo l'arrivo in Veneto di 100 profughi da Catania trova sponda nel governatore Zaia. Ha ragione, la base va chiusa dice, ma questo governo ha già fatto passi importanti. Ennesimo incidente sul lavoro, il dramma in una cartiera vicentina, l'uomo finisce incastrato nei rulli per la carta da macero, è gravissimo, i piedi sono stati amputati. I carabinieri di Cittadella smantellano una banda di predoni albanesi specializzata nei furti in appartamento. Nelle ultime settimane avevano colpito 6 volte nelle province di Venezia, Vicenza, Forlì e Rimini. Raduno Triveneto degli Alpini, oggi il primo dei 3 giorni della grande festa delle penne nere, eventi e memorie in attesa della sfilata di domenica. Questi i titoli dell'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. In primo piano dunque la cronaca con l'ennesimo femminicidio nella nostra regione. La vittima è una 77enne di Verona, strangolata dall'uomo, lui sposato, con il quale aveva una relazione che l'uomo voleva tenere segreta mentre lei voleva viverla alla luce del sole. I dettagli nel nostro servizio d'apertura. Lui, lei e quella relazione nascosta, troppo nascosta per uno dei 2 elementi della coppia. 77 anni lei, 72 lui. Fernanda voleva uscire alla luce del sole, costasse quel che costasse, ma si è trovata di fronte il muro di chi voleva conservare la sua doppia vita, anche se questo significava uccidere. Lo ha fatto, per gli investigatori, Pietro Di Salvo, vicino di casa di quella Fernanda Paoletti trovata morta il 4 giugno scorso nel suo appartamento di Verona, dal figlio preoccupato perché la mamma non rispondeva al telefono. Riversa a terra, collo legato a un laccio stretto a un termosifone. Suicidio? La polizia non ci ha creduto mai un momento, troppo anomala quella scena del crimine. L'assassino aveva tentato di simulare il gesto estremo e così è partita una indagine lampo. Fernanda, separata da molti anni, aveva iniziato da tempo una relazione con l'uomo, suo vicino di casa, sposato e padre di 2 figli. Ma il tempo passava e Fernanda voleva rendere ufficiale quel sentimento che invece per Pietro doveva restare clandestino. Proprio l'analisi delle frequentazioni sentimentali della donna ha portato i poliziotti sulle tracce di Di Salvo, con il quale la vittima si incontrava ogni lunedì all'insaputa del figlio. Nell'ultimo faccia a faccia il diverbio fatale, una lite accesa, ha confessato Di Salvo ai poliziotti, al culmine della quale l'uomo ha strangolato la donna con una corda, tentando poi di simulare il suicidio. Poi Di Salvo, colto da un malore, si è fatto anche ricoverare in ospedale. A inchiodarlo sono state le tracce del DNA su quel laccio. Al momento il 72enne è piantonato in ospedale in attesa di essere condotto nel carcere di Montorio. Professionista vicentino che si invaghisce di una affascinante barista, la storia dura qualche incontro che all'uomo costerà quasi 30.000 euro, i soldi che lei gli ha estorto minacciando di rendere pubblica la relazione. Bella da mozzare il fiato, tanto che un professionista sulla quarantina si invaghisce di lei. Una storia breve, qualche incontro di fuoco che però l'uomo, sposato e con figli, pagherà a caro prezzo. Lei senegalese, 27 anni, ben vestita ed elegante, lavora in un bar in città. È lì che lui la conosce, qualche chiacchiera, si scambiano i numeri di cellulare. In breve tempo i 2 intrecciano una relazione sentimentale. La passione poi svanisce ed entrambi decidono di troncare. Ma ecco che a distanza di poco la 27enne torna alla carica, ha bisogno di soldi, dice di essere incinta e lui le paga l'aborto. Da gennaio a febbraio l'uomo le passa 15.000 euro, ma le richieste via WhatsApp continuano e si fanno sempre più minacciose. Vengo al lavoro e ti rovino, lo dico a tua moglie. Centinaia di messaggi al giorno ricevuti dal professionista. Si è rivolto alla squadra mobile perché ha capito che dopo tante dazioni di denaro la storia non sarebbe mai finita ed era chiuso oramai in una spirale da cui non riusciva a uscire fuori. Da fine febbraio a qualche giorno fa la 27enne è riuscita a scucire al professionista a suon di 1.000-2.000 euro, ma anche qualche centinaia di euro per il vestito o la borsa firmata, complessivamente quasi 30.000 euro. È grazie agli screenshot delle centinaia di messaggi WhatsApp e alle verifiche patrimoniali che gli agenti della mobile
intessono la trappola che alla fine fanno impigliare nella rete la bella senegalese. Abbiamo contato centinaia di messaggi al giorno di minacce che stavano portando il professionista anche a avere delle problematiche sul luogo di lavoro. E adesso l'economia con l'Assemblea degli Industriali di Treviso e Padova riuniti per la prima volta assieme oggi pomeriggio al Palexpo di Marghera. Firmata la fusione tra i due gruppi imprenditoriali che formano assieme la prima associazione veneta per numero di aderenti e la seconda in Italia per imprese e dipendenti. Abbiamo deciso di mettere assieme questi due territori, perché? Noi pensiamo che per le sfide del mondo c'è bisogno di dimensione. E la nuova dimensione di un'industria Treviso, che oggi ha ratificato la fusione con Padova, è davvero notevole. Quasi 170.000 imprese, con oltre 280.000 addetti. Assindustria Veneto Centro, questo è il nuovo nome, è da numeri economici la prima associazione in Veneto e in Italia la seconda, solo dietro ad Assolombarda. La firma al veneziano Palexpo di Marghera, nell'assemblea che con il titolo Costruire un nuovo triangolo industriale già punta a nuove aggregazioni. È un triangolo rappresentato da Padova Treviso con la nuova associazione, da Milano e Bologna. Un obiettivo importante per numeri e peso internazionale. Sono sostanzialmente 8 province che sono i vertici di questo triangolo. Idealmente si potrebbe immaginare che questi vertici si rafforzano anche con Venezia da una parte, con Varese dall'altra, fino a racchiudere sostanzialmente una realtà economica che è quella in sostanza della Lombardia e dell'intero nord-est, che in termini di PIL sarebbe gigantesca, potrebbe confrontarsi con le più grandi nazioni europee, sarebbe la sesta nazione europea, mentre in termini di valore aggiunto manifatturiero sarebbe addirittura la quarta. Una potenza economica, quindi anche politica, capace di spingere scelte importanti, e non a caso questo triangolo nasce da 3 regioni impegnate nel percorso dell'autonomia. Questo è un dato significativo. Molto probabilmente questa richiesta non è una richiesta di autonomia intesa come le 3 regioni che si vogliono staccare dall'Italia, ma che vogliono avere quella possibilità di avere quei fattori abilitanti, come dicevo prima, per poter crescere ancora di più. Ma per crescere e quindi garantire lavoro e benessere ai territori, gli industriali chiedono infrastrutture, senza se e senza ma, ad iniziare dalla TAV per arrivare alla Pedemontana. Un'area metropolitana si caratterizza per essere connessa. Allora, se noi vogliamo essere area metropolitana, ma dopo non 6 mesi, perché da Padova a Treviso che vuoi 2 ore, andare a Milano non è il treno, questo non posso farlo, allora noi non siamo più niente. Allora, come dicevo prima, allora invece TAV sì, TAV no, cambiamo progetto, facciamo il Bernina, andiamo a vedere le colline del Franciacorta e quelle del Prosecco e andiamo a vedere chi ci mantiene. Torniamo adesso ad occuparci della questione migranti dopo la polemica sul caso Aquarius. Oggi il presidente della regione Zaia interviene sull'accoglienza e su come l'ex base di Conetta nel Veneziano debba essere definitivamente chiusa. I 100 migranti arrivano perché comunque per 6 anni si è dato ospitalità a tutti senza se e senza ma. Nessuna giustificazione, bensì il mero commento del presidente del Veneto, Luca Zaia, in merito al centinaio di profughi che da Catania sono stati destinati nelle scorse ore nella nostra regione, dei quali 50 distribuiti a Conetta, nonostante le ire del primo cittadino Alberto Panfilio. Sono andati al governo, aspettiamo le loro azioni. Io sono assolutamente tranquillo da questo punto di vista che Cona verrà eliminata. Sfogo più che lecito, si affretta a precisare il governatore. E comunque ha ragione il sindaco a esternare la sua preoccupazione, perché la direzione è quella di svuotarle le basi e non riempirle. Del resto, dopo la decisione del ministro degli interni Matteo Salvini di chiudere i porti, oggi il presidente francese Macron, incontrando il premier italiano Giuseppe Conte a Parigi, ha detto che sul fronte dei migranti l'Unione Europea è mancata in efficacia e solidarietà, non facendo insomma la sua parte
parte al pari dell'Italia. Mi sembra che già il primo segnale della nave Aquarius, di un dibattito che è partito a livello europeo su questo tema, penso al Ministro degli Interni tedesco che dà ragione al governo italiano, parlo del Ministro Seehofer, parlo di Juncker che questa mattina ha dichiarato che l'Europa deve occuparsi di questa partita, molto altro ancora, vada in questa direzione. Questo governo si è appena insediato, lasciamolo lavorare, conclude Zaia. Guardi, siamo davanti a un governo che è in carica da 10 giorni, una decina di giorni, e manterrà, io spero, fino in fondo tutte le promesse. La cronaca, ennesimo incidente sul lavoro, vittima un operaio di Cornedo Vicentino, finisce nei rulli, gli vengono amputati entrambi i piedi. Cornedo Vicentino, ennesima tragedia sul lavoro, vittima un operaio 41enne di origini marocchine. Sono le 12:30 quando nel capannone dell'azienda Eurocart, azienda che tratta rifiuti, in particolare carta da macero, in via Nievo, nella frazione di Spagnago, si sentono le urla. Secondo una prima ricostruzione l'uomo sarebbe scivolato sulla pressa in funzione. Sono attimi terribili per i colleghi del 41enne sposato e padre di 2 bambini. Immediatamente scattano i soccorsi, sul posto anche l'elicottero del SUEM. L'operaio viene elitrasportato d'urgenza all'ospedale San Bortolo di Vicenza, entra immediatamente in sala operatoria dove gli sono amputati entrambi i piedi. Le sue condizioni sono gravissime. Intanto sul luogo dell'incidente Spisa e i carabinieri sono al lavoro per definire la dinamica ed eventuali responsabilità. Assoldavano la manovalanza per eseguire furti in appartamenti e villette in Albania e loro facevano da basisti. I carabinieri di Cittadella hanno arrestato 4 stranieri, 3 uomini e una donna, un quinto è ricercato. Avevano dato ospitalità al piccolo esercito di ladruncoli in manovalanza fresca arrivata dall'Albania, individuati e arrestati un anno fa dai carabinieri, ma ciò nonostante avevano continuato a compiere e organizzare furti. Sono 4 persone, 3 uomini e una donna, gli albanesi arrestati dai militari della compagnia di Cittadella. La mente e i basisti locali della banda, secondo quanto stabilito dalle indagini. Era questo gruppo di persone a individuare i colpi, a muovere la banda sul territorio, a spartire poi anche il bottino ricavato da furti con scasso in appartamenti, condomini e villette, pagando in contanto e trasferendo il denaro all'estero. Un arresto a Carmignano di Brenta, 1 a Tezze, la donna bloccata in Emilia-Romagna, dove stavano per aprire la stagione estiva sulle spiagge. 6 i colpi accertati. Una banda pericolosa. Una banda pericolosa come le altre 2 che siamo riusciti a debellare alla fine dello scorso anno con l'arresto di numerosi autori di furti. Recuperati durante le perquisizioni arnesi per lo scasso, oro, telefoni cellulari, orologi. Non solo furti, parte del denaro racimolato veniva riciclato. Con questi arresti appunto si va a tagliare quella che è una delle catene principali dei finanziamenti per le attività illecite dei soggetti. La principale destinazione il traffico di droga acquistata in Lombardia e poi rivenduta sulle piazze venete. E adesso andiamo in centro a Padova, che si riscopre insicura, impaurita dopo i 2 accoltellamenti nel giro di 12 ore e il pestaggio di un lavoratore cinese da parte di 2 minorenni. Oggi siamo tornati tra via Zabarella e via Altinate, dove mercoledì un uomo è stato accoltellato alla testa tra i turisti e i pellegrini diretti al Santo per la festa del 13 giugno e la gente ha paura. In Borgo Altinate, pieno centro storico, non c'è nemmeno una telecamera di videosorveglianza. Assessori alla sicurezza presenti e passati di tutti i colori politici non hanno mai pensato fosse utile presidiare a distanza la zona che va dalla porta Altinate al centro San Gaetano e che incrocia via Eremitani e via Zabarella. È qui che mercoledì pomeriggio è scorso il sangue con l'accoltellamento alla testa di un tunisino in un bar. Ma dopo poche ore, la notte successiva, in via Gozzi la scena si è ripetuta. Nel giro di mezza giornata la città si è ritrovata insanguinata. Ritiene che Padova stia diventando una città insicura? Certo che sì, c'è lo spaccio alla luce del giorno, noi che ci viviamo qua da anni praticamente li conosciamo praticamente in senso buono, in senso che li vediamo che sono sempre loro a frequentare questi posti in bicicletta.
nascondono dentro le piante le dosi. Insomma, io non lascerei una creatura giovane andare in giro da sola e di sera specialmente. Non possono sicuramente controllare dappertutto, però si spera insomma che alla luce di questi fatti ci siano più controlli. Sono 12 anni che vediamo sempre le stesse facce che girano. Tipo gente con le bici strana. Che non va in bici al lavoro. Esatto. Cosa fanno? Beh, sicuramente spacciano, è sicuro questo. Cioè, questa gente qui controlla praticamente tutto l'asse fino al portello praticamente. Il salotto buono di Padova, quello della cultura, con il centro universitario, il museo della Terza Armata, l'ex cinema Altino di Quirino De Giorgio, il vicino conservatorio, la chiesa di Santa Sofia, degli studi legali importanti, dei restauri impeccabili, dei negozi e delle librerie, in questo habitat curato e molto frequentato non ci sono telecamere di sorveglianza collegate con le forze dell'ordine, nonostante lo spaccio e i coltelli. 250 kg di carne avariata è uno dei risultati più eclatanti dei controlli eseguiti dalla polizia in piazza De Gasperi. Siamo sempre in centro a Padova. Nel mirino della questura di Padova c'erano soprattutto i mini market di piazza De Gasperi, un'operazione che fa il bis. Sabato ne erano stati controllati 2, giovedì pomeriggio altri 3. Con i poliziotti, personale dell'ULS 6 e agenti della locale. Il personale del servizio veterinario ha fatto letterale incetta di sanzioni amministrative. Inadeguati locali, cattiva la manutenzione, scarsa l'igiene nella lavorazione delle carni, di cui non vi era tracciabilità. In un frigorifero sono stati trovati stoccati 250 kg di carne in cattivo stato di conservazione. Immediata in 2 mini market la sospensione dell'attività di macelleria. In totale sono state 63 le persone controllate, una quarantina gli stranieri. Per un marocchino è scattata la denuncia per lesioni personali. Adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Siamo tornati in diretta con le notizie dal Veneto. C'è la politica perché dopo l'elezione del sindaco a Vicenza all'interno di Forza Italia sembra essere in atto una resa dei conti. Sentiamo perché. Forza Italia fa crack. Il partito, che a Vicenza ha raccolto alle ultime amministrative il 5,27%, riesce ad entrare per il rotto della cuffia in consiglio comunale dopo i tentennamenti degli ultimi mesi. I forzisti avevano prima candidato sindaco Fabio Mantovani, per poi congelarlo, ripensarci, contrapporsi a Francesco Rucco, finendo invece per sostenerlo. Una strategia attendista, contraddittoria. La prima a criticare Forza Italia quando si stava isolando dal resto del centrodestra era stata Elena Donazzan, e forse è anche grazie a questa spaccatura che Forza Italia ha finito col salire sul carro del vincitore. Eppure oggi sembra esserci una resa dei conti e si ipotizza addirittura il deferimento di Elena Donazzan da parte del direttivo cittadino. Abbiamo vinto a Vicenza grazie alla scelta che io ho fatto di dire a Forza Italia di non andare da sola, di non correre da sola, quindi dovrebbero forse ringraziarmi piuttosto che irrigidirsi su posizioni che hanno più il sapore della rivalsa che non del ragionamento. Elena Donazzan al telefono non ci sta e dalla sua parte si schiera anche il direttivo provinciale che già in aprile aveva espresso il proprio dissenso su un'eventuale corsa forzista in solitaria con la candidatura a sindaco di Matteo Tosetto.
Ora il partito sembra spaccarsi di nuovo. In una lettera aperta il direttivo provinciale attacca con parole nette. È preoccupante che oggi il direttivo cittadino di Forza Italia, un partito ridotto al lumicino dopo il magro bottino raccolto alle amministrative, critichi il suo unico e stimato assessore regionale, che peraltro gode di un elevato indice di gradimento. Non capiamo le motivazioni della richiesta di deferimento, visto che lo strappo dell'assessore Elena Donazzan non solo ha portato a riunificare tutto il centrodestra, ma ha anche contribuito in maniera determinante alla vittoria di domenica già al primo turno. La lettera poi si chiude con una dura critica. Un partito che si chiude in se stesso, premiando chi perde e non chi cresce e vince, è destinato ad essere ininfluente. Sono delle espressioni, quelle delle persone che hanno scritto del direttivo provinciale, che mi trovano assolutamente concorde. Questo partito o fa autocritica o è destinato a perdere ancora voti. E adesso andiamo subito a Vittorio Veneto, dove vedo già in collegamento il nostro Lucio Zanato, perché è iniziata la 3 giorni di festa alpina per il raduno Triveneto delle Penne Nere. Allora ti passo subito la linea, Lucio, buonasera a te, buonasera al tuo ospite, raccontaci che clima si respira a Vittorio Veneto. Buonasera ai telespettatori di Antenna 3 e di tutto il Veneto, perché qui comunque si respira evidentemente all'alpina, si respira con quell'alpinità che contraddistingue la Dunata Triveneto, come ha contraddistinto la Dunata Nazionale. Trento l'abbiamo seguita, ovviamente seguiremo anche Vittorio Veneto. Siamo con il presidente Francesco Di Trovigne, il vero deus ex machina, come si potrebbe dire, di tutta l'organizzazione. Allora, oggi la prima giornata, alza bandiera, presentazione di un libro, una quindicina mi pare, 19, perché pensate, in questa manifestazione, in questa adunata, rimarrà segno ovunque in questa zona. Però lo facciamo raccontare direttamente dal protagonista. Sì, buonasera a tutti ai telespettatori, è con piacere essere qua. È una grande giornata, la prima dei 3 giorni del grande raduno del Triveneto, il raduno del centenario qui in Vittorio Veneto. Quindi giustamente, come è stato ricordato, siamo passati, l'ultima tappa è qui proprio in Piazza del Popolo, Vittorio Veneto, presso 19 monumenti, questo è il 20°, dove hanno sede 19 gruppi che compongono la nostra sezione, e lì abbiamo fatto una breve ma significativa e di alto valore cerimonia. Ecco, voi avete lasciato proprio in ogni monumento una testimonianza. Sì, si chiama appunto la pietra della memoria, ricordo, qui è vicino a me sulla mia destra, ma la scopriremo alle 19:45. Noi li seguiremo durante il telegiornale di Treviso. Perfetto, bene, ma davanti a me c'è l'urna, come vedete, delle terre, dei luoghi di battaglia della prima grande guerra. Ne cito alcuni solo: il Montello, il Pasubio e poi altri ancora. Il Grappa. Ecco, qui sono raccolte. Ci sono anche i ciottoli del Piave. E ci sono anche i ciottoli del Piave, come no, non potevano mancare. Ecco, qui verrà accesa. Qui che arriverà l'ultima fiaccola itinerante, perché sono partiti da 5 punti che sono il periplo hanno fatto della nostra sezione. Ecco, qua accenderemo l'ultima fiaccola, che io vi presento in anteprima, è questa qua, nessuno ancora mai vista, e come vedete con questa qua accenderò appunto la fiamma del ricordo che sta proprio sopra le terre. Ecco, velocemente gli altri appuntamenti di questa sera, perché così i telespettatori possono seguirli. Poi alle 20:45 in Piazza Minucci a Serravalle avremo grande spettacolo, i musical, avremo la compagnia teatrale rinomata, e avremo anche i 3 cori sezionali ANA che si esibiranno in uno spettacolo unico. Mi hanno detto che proveremo grandi emozioni. Bene, poi naturalmente noi continueremo a seguire anche la giornata di domani, poi lo sfilamento di domenica che comincerà. Lo sfilamento comincerà alle 9:30 precise, però prima alle 8:30 in questa piazza, come vedete su questi 4 magnifici pennoni dove sono già issate le bandiere, ripeteremo alle 8:30 l'alza bandiera solenne alla presenza delle massime autorità civili e militari, e quindi sarà grande giornata anche quella. Il tempo è bello, ci è promesso, e sotto il monte Altare, dove appunto svetta la grande croce
dolore che è simbolo anche delle sofferenze della Grande Guerra e di tutti i caduti. Ecco, noi questa piazza, ripeto, celebreremo il grande raduno del Triveneto, ma solo Triveneto, come ho avuto modo già di dire, non sarà, perché ci sono molte delegazioni e sezioni del resto d'Italia che verranno e anche parecchie delegazioni dall'estero. Allora, grazie al Presidente Introvigna. Allora, prossimo appuntamento 19:20 circa sul Telegiornale di Venezia, poi 19:45 la cerimonia di accensione della fiaccola, appunto, che darà il via di fatto a questa 3 giorni della donata Triveneta degli Alpini, e mi raccomando domenica lo scoprimento della pietra, poi subito dopo la Magna Bandiera. E vi aspettiamo tantissimi domenica per vedere anche dal vivo, oltre che dalle nostre reti, lo sfilamento degli Alpini del Triveneto. Grazie, restituisco la linea se non ci sono domande. Grazie Lucio, grazie al Presidente Introvigne. Con il Veneto ci fermiamo qui, linea alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo prevalente sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di venerdì 16 giugno. Sul Veneto sarà una splendida giornata di sole, il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso un po' su tutti i settori della nostra regione. Possibili soltanto locali addensamenti sulle aree montuose, ma senza altre conseguenze. Temperature minime tra 14 e 18 gradi, massime comprese invece tra 25 e 29 gradi. Non cambia di molto la previsione sul Friuli Venezia Giulia. Sulla nostra regione sarà infatti una bella giornata di sole. Su tutti i settori il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Possibili isolati addensamenti, ma del tutto innocui. Temperature minime tra 15 e 18 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 27 e 29 gradi circa. Diamo infine uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà in prevalenza soleggiato con cielo al massimo poco nuvoloso. Non si escludono tuttavia locali addensamenti sui settori di confine, ma che non dovrebbero dar luogo a temporali. Temperature minime tra 12 e 14 gradi. Le temperature massime invece saranno comprese tra 27 e 29 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.